Questo libro, nell'ottica delle edizioni San Paolo, che da sempre fanno produzione di testi che si occupano di formazione spirituale, di riflessione sulla tradizione cristiana e non solo, si occupa uno spazio molto particolare, perché occupa lo spazio del dialogo tra la tradizione e l'oggi, perché Guardini, figura tradizionale, se vogliamo, di teologo, parla moltissimo sull'oggi e dell'oggi e ha delle prospettive quasi profetiche per alcune sue riflessioni. E dall'altra parte del dialogo, perché in questo libro il tema centrale è propriamente quello della relazione uomo-donna, donna-uomo, per la costruzione di una prospettiva che vada oltre anche le dinamiche molto concrete di cui oggi si parla tantissimo, ma che sono soltanto la punta di un iceberg, che sono quelle del femminicidio. La relazione donna-uomo, uomo-donna va ben oltre questo, ma va lavorata, va costruita. Questo libro pone un piccolo mattoncino anche per la costruzione di una riflessione futura. Io mi aspetto che nell'ambiente già avvezzo a una certa riflessione spirituale, e chiaramente mi riferisco alla Chiesa, oppure anche ad altre chiese, no? Ci sia una lettura sincera perché si riesca a leggere la problematica che ha la società esterna. Trovo più difficile dal mondo, chiamiamolo civile, perché c'è un oggettivo pregiudizio rispetto alla Chiesa che storicamente ha le sue motivazioni, e poi è più giusto che che pastore ecco, sia la Chiesa, però perché che si apra, perché è verissimo che nella Chiesa, come sempre stato, ci sono delle enclavi, ci sono delle chiusure, c'è una specie di ma noi siamo a posto, no? Quando invece la Chiesa è missionaria, questo Papa Francesco e Leone XIV continuano a dirlo, Giovanni Paolo II, ecco, e che quindi la riflessione, a partire dai problemi dei femminicidi, che la Chiesa si faccia carico di questo problema come, proprio come sua missione. Non si tratta di andare a insegnare la morale, a rispettarsi, questa è l'ultima cosa che si può dire, ma ad esempio, proporre la fede come conoscenza dell'altro e del mondo, e quindi apertura, quello che Papa Francesco ha continuato a fare, ecco. Mi piacerebbe questo.